Quando ho cominciato a parlare mi è venuto spontaneo dire a me stesso: oddio, è un altro Don Albino. Un'emozione grande a Canale d'Agordo, nel paese che diede i natali a Giovanni Paolo I, che ancora oggi affettuosamente viene chiamato Don Albino. Colori e effigi richiamano alla santità. L'attesa per le elezioni del Papa era grande. Il sindaco Rinaldo De Rocco era impegnato in un incontro con i colleghi dei comuni della Valle del Biois quando è stato raggiunto da un flash d'agenzia sul telefonino. Mi è piaciuto molto il suo modo di presentarsi, così umile, sereno, tranquillo, almeno apparentemente sereno, perché chissà cosa avrà sentito nel suo cuore, nel suo intimo. Ma ha dato sicuramente già l'idea della persona che guiderà la Chiesa in questo momento. Un momento molto toccante per il primo cittadino di Canale d'Agordo, che trova le analogie con i predecessori di Papa Francesco I. Chiedere la benedizione prima per sé, dice De Rocco, credo abbia toccato la gente nel profondo del cuore. È vero che ricordiamo, io perché sono di Canale, ricordo piacevolmente il mio Papa, ma mi sembra un gesto anche come Giovanni XXIII quella volta che aveva detto: portate la carezza ai bambini. Da Lorenzago di Cadore il sindaco Mario Tremonti fa sapere che sua intenzione è muoversi attraverso il vescovo per invitare Papa Francesco a calcare le orme dei suoi predecessori. Con Lorenzago Canale d'Agordo sta portando avanti il progetto di realizzazione della Via dei Papi, un insieme di cammini silenziosi e vibranti che si immergono nei boschi e si aprono ai profili delle Dolomiti. Mi piacerebbe che tornasse a Lorenzago, devo essere sincero, mi piacerebbe che tornasse, perché è sempre provincia di Belluno. Stiamo portando avanti questa Via dei Papi che speriamo che prima o dopo venga completata, insomma, ma quanto tempo ci vuole a fare tutto?